Bismillahirrahmanirrahim. La lode spetta ad Allah, Signore dei mondi, la pace e la benedizione siano sul profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e su tutti i profeti e messaggeri che lo hanno preceduto. Cari fratelli e sorelle, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Giovani guide, vi dà il benvenuti a questa nuova lezione sui pilastri della fede. Cari fratelli e sorelle, inshallah oggi è l'ultima puntata del 2018 e ho voluto inshallah fermarmi un attimo sulla serie di lezioni che di solito facciamo sui pilastri della fede per parlare di un importantissimo argomento di attualità, perché visto l'atmosfera natalizia molti fratelli e sorelle si pongono la domanda e hanno il dubbio sulla veridicità di Gesù, questo grandissimo personaggio che ha avuto una grande impronta nella storia umana, su cui le due più grandi e numerose religioni cristiane hanno divergenza, ovvero i musulmani e i cristiani. I cristiani credono e dicono che Gesù è Dio oppure figlio di Dio, invece i musulmani dicono è profeta. E vediamo che tanti giovani in questo periodo, soprattutto quando si avvicina il Natale, che è la festa della nascita di Gesù, entrano in questo dubbio al fine che non riescono a capire qual è la verità su Gesù. Ma Gesù è effettivamente Dio? Gesù è effettivamente figlio di Dio? Gesù è un profeta? Chi è Gesù? E qual è la verità di Gesù? Ho cercato, cari fratelli e sorelle, di fare una piccola ricerca al fine di riuscire a trovare la verità. E io vorrei prima di iniziare a aprire questo argomento, un argomento molto delicato, che mi ha preso abbastanza tempo al fine di prepararlo, però vorrei dire in anticipo ai miei amici cristiani, a ogni amico cristiano che ha in credenza in Gesù come Dio, figlio di Dio, di non prendere questa lezione come un affronto, un conflitto, oppure voler fare del male e così via. Assolutamente, io non voglio ferire, assolutamente non è questa la mia intenzione, ma la mia intenzione è quella di cercare, visto che tutti noi cerchiamo la verità, quella di cercare la strada che ci porta tutti a trovare la verità. Quindi il nostro obiettivo in questa lezione è solo quello di trovare e conoscere la verità su questo straordinario personaggio che è Gesù. Quindi iniziamo inshallah al fine di riuscire a rispondere a queste domande. Ma Gesù è Dio oppure figlio di Dio oppure profeta? Ovviamente cos'è che farò io in questa lezione? Non darò prove dal Corano e dalla Sunna, quindi non dirò dice Allah nel Corano o dice il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nei detti. Perché? Perché i nostri amici cristiani o colui che crede che Gesù è Dio o figlio di Dio, ovviamente lui non crede nel Corano, quindi lui non accetta che tu gli dai come prove i versetti del Corano oppure i detti del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quindi ho voluto portare le prove che dimostrano che effettivamente Gesù non è Dio e non è figlio di Dio proprio dalla Bibbia e proprio dal Vangelo. Quindi, fratelli e sorelle, seguitemi bene in questa lezione. Partiamo dalla prima domanda. Gesù effettivamente è Dio? Ha mai detto e dichiarato Gesù che è Dio? Io vi dico, fratelli e sorelle, ovviamente se Gesù fosse stato Dio, lo avrebbe dichiarato in tantissimi passi del Vangelo e della Bibbia. Perché? Perché ovviamente, essendo il messaggio principale, quasi in tutti i passi dobbiamo trovare che Gesù dice io sono Dio, dovete adorarmi. E la domanda è, ha mai citato queste parole Gesù nella Bibbia? Ha mai detto Gesù ha mai detto nella Bibbia io sono Dio, mi dovete adorare, mi dovete invocare, dovete pregare me? Ha mai detto queste parole Gesù in tutta la Bibbia? Perché se effettivamente Gesù era Dio, allora il messaggio centrale dell'obiettivo, della missione per cui è stato inviato è quello di chiamare ad adorarlo, come ad esempio nel Corano in tantissimi passi vediamo che Allah subhanahu wa ta'ala ci fa ricordare l'obiettivo che abbiamo in questa vita, ovvero di adorare Allah e di pregarlo. Più del terzo del Corano parla dell'adorazione di Allah e di come bisogna adorare Allah. Perché? Perché il messaggio principale dell'Islam con cui è venuto il profeta Muhammad è quello di adorare solo Allah. Quindi un terzo del Corano riguarda solo adorare Allah, per non dire quasi tutto il Corano. Quindi se effettivamente fosse questo qua il messaggio principale di Gesù, quello di dire alla gente io sono Dio, mi dovete adorare, allora in tanti passi della Bibbia dobbiamo trovare. Però vi dirò, fratelli e sorelle, che in tanti passi della Bibbia Gesù invece dice il contrario, e non c'è un passo nella Bibbia in cui Gesù dice così con le parole io sono Dio, dovete pregare me o dovete adorare me. Anzi, è stato riportato che Gesù
ha detto di non adorarlo. E questo è stato riportato nel Vangelo di Matteo, capitolo 15, versetto 9. Dice Gesù: invani essi mi onorano, insegnando precetti i quali non sono altro che comandamenti di uomini. Matteo, capitolo 15, verso 9. Parole che non hanno bisogno di spiegazione. Dice Gesù: invani essi mi onorano, mi adorano, mi invocano, pensano che sia io Dio, insegnando i precetti i quali non sono altro che comandamenti di uomini. Qua ci ha mostrato Gesù che chi dice di adorare Gesù sta alla fine facendo un comandamento da uomini. Non è stato un comandamento fatto da Dio agli uomini, perché Dio non ha mai detto a Gesù di dire alle persone che Lui è Dio e di adorarlo. Quindi la questione che è uscita fuori che Gesù è Dio o non Dio, queste sono invenzioni e sono cose che hanno inserito gli esseri umani. E Gesù non ha mai dichiarato, e anzi al contrario di ciò, in vari passi della Bibbia ha detto di non avere qualità divine. Se Lui fosse stato Dio, avrebbe mostrato a noi le sue qualità divine, avrebbe detto: io sono Dio, faccio questo. Invece Gesù, in varie parti della Bibbia che adesso vi citerò, dice di non avere qualità divine. Dice Gesù, come è stato riportato nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 28. Dice Gesù: il Padre è più grande di me. Il Padre, nel senso Dio, è più grande di Gesù. Quindi se Gesù fosse stato Dio, non avrebbe detto il Padre è più grande di me, perché non c'è nessuno più grande di Dio. Se fosse stato Gesù Dio, avrebbe detto io sono più grande del Padre perché sono io Dio. Invece Gesù, per mostrare che Lui è un essere umano come noi e non un Dio, ha detto il Padre, ovvero Dio, perché viene chiamato nella Bibbia Dio Padre, il Padre è più grande di me. Ed è stato riportato anche come nel Vangelo di Marco, capitolo 15, versetto 34, Gesù quando è stato crocifisso ha detto queste parole, e vorrei che voi vi concentrate su queste parole. Ha detto Gesù quando è stato crocifisso dagli ebrei: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Gesù con le sue stesse labbra ha detto, come è stato riportato in Marco, capitolo 15, versetto 34, mio Dio, perché mi hai abbandonato? Se fosse stato Gesù Dio, perché Lui avrebbe invocato Dio? Perché avrebbe detto Dio mio? Quindi Gesù ci sta mostrando in questo verso che Lui è un Dio. Quindi non è Lui Dio. Come può dire una persona che Gesù è Dio leggendo queste parole che Lui sul crocifisso ha detto mio Dio, mio Dio? Quindi non può essere considerato Gesù Dio, perché chi lo considera Dio dovrebbe risponderci a questi passi della Bibbia. Ed è stato riportato anche in Luca, capitolo 23, versetto 46, dice Gesù: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Quindi Lui affidava il suo spirito a Dio. Quindi sapeva che lui non poteva fare nulla senza il permesso di Dio. Ed è stato riportato ancora in Luca, capitolo 5, versetto 16, ma egli si ritirava in luoghi solitari e pregava. Quindi Gesù si metteva in posti solitari, come faceva il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando andava nel monte Hira e si metteva lì e invocava Dio in solitudine. Anche Gesù si metteva in posti, in luoghi solitari e pregava. Pregava chi? Se lui fosse stato Dio, perché doveva pregare? Che necessità aveva Gesù, se fosse stato lui un Dio o aveva qualità divine, di pregare? Perché doveva pregare? Dio non ha bisogno di pregare. Quindi noi, fratelli e sorelle, ci dovremmo fare queste domande prima di dire che Gesù è Dio. Poi in vari passi della Bibbia è stato citato che Dio è uno solo, che non è più di uno, come è stato riportato in Isaia, capitolo 44, versetto 6. È stato detto: dice il Signore, io sono il primo e io sono l'ultimo e all'infuori di me non vi è Dio. Questa è Bibbia, Isaia 44, capitolo 44, versetto numero 6. Dice il Signore, io sono il primo e io sono l'ultimo e all'infuori di me non c'è Dio. Come se stiamo leggendo, subhanallah, surat al-Ikhlas, dove dice Dio, Qul huwa Allah, dite che Allah è unico. Questo versetto della Bibbia è come si riporta surat al-Ikhlas. All'infuori di me non c'è Dio. Se ci fosse stato un Dio oltre il Dio reale, lo avrebbe citato Gesù in questo versetto. Ed è stato riportato in Marco, capitolo 12, versetto 29, Gesù rispose, il primo comandamento, ascolta Israele, il Signore, il Dio nostro, è l'unico Signore. Parole derivate da Gesù che parla con i figli di Israele, dice ascolta Israele, ascoltate figli di Israele, il Signore, il Dio nostro,
ha intromesso anche se stesso, quindi anche il suo Dio. E Dio nostro è l'unico Signore. Quindi anche nella Bibbia c'è menzionato che Dio è unico nel suo genere, unico nella sua maestà. Quindi come possiamo dire, fratelli e sorelle, amici cristiani, come possiamo dire che Gesù ha qualità divine, oppure come possiamo considerare che Gesù è Dio? Questo per quanto riguarda la domanda se Gesù è Dio oppure no. Invece quando discuti oppure parli con alcuni amici che credono in Gesù, dicono no, non è Dio, ma Gesù è figlio di Dio. Ma anche questo, cari fratelli e sorelle, la questione della parola figlio di Dio nella Bibbia deve essere interpretata bene, perché non solo Gesù è stato chiamato figlio di Dio. Quindi io vi voglio dire che la parola figlio di Dio non deve essere presa nel vero senso della parola, ma deve essere presa come una metafora, non nel vero senso della parola. Perché? Perché se Gesù fosse l'unico figlio di Dio, in tutti gli altri passi della Bibbia che vedremo adesso non avrebbe citato Dio che c'è un altro figlio. Ad esempio, è stato riportato in Esodo, capitolo 4, versetto 22. E tu, Mosè, dirai al faraone, così dice il Signore, Israele è il mio figlio, il mio primogenito. Questo è stato riportato in Esodo, capitolo 4, 22. È stato riportato che Israele è mio figlio e il mio primogenito. Quindi Israele, che sarebbe Giacobbe, è stato citato nella Bibbia che è figlio di Dio, addirittura il primogenito, il primo figlio. Ed è stato riportato anche in Geremia, capitolo 4, versetto numero 9, che dice io sono per Israele un padre, ed Efraim era il figlio di Giuseppe, ed Efraim è il mio primogenito. Quindi nel precedente versetto è stato considerato il primogenito come figlio Israele. Invece in questo versetto in Geremia è stato riportato come primogenito Efraim, figlio di Giuseppe. La domanda è, ma chi è il primogenito? Il primogenito è Israele oppure Efraim? Dovremmo rispondere a questa domanda qua. Qua c'è una contraddizione. Chi è il primogenito? E effettivamente la parola primogenito significa che è il primo figlio? Effettivamente il figlio vuol dire che deriva Dio, con una donna c'è stato un rapporto? Dovremmo riflettere su queste parole, cari fratelli e sorelle. Poi volevo dirvi che anche persone comuni come noi sono stati chiamati nella Bibbia figli di Dio, per mostrarvi che non solo Gesù è stato chiamato Dio, al fine di capire in che senso bisogna interpretare questa parola. È stato riportato in Deuteronomio, capitolo 14, versetto numero 1, dice voi siete i figli del Signore, il Dio vostro. Voi, tutti voi, siete i figli di Dio. Quindi anche le persone comuni vengono chiamati figli di Dio. E se tu parli con i nostri amici a scuola, a lavoro, anche loro si considerano figli di Dio. Ma quando lui dice secondo te io sono figlio di Dio, intende il vero senso della parola? Ovviamente no. Lui sa che lui è figlio di sua madre e suo padre, ma intende figlio di Dio un'altra cosa, una metafora. E addirittura vi dico di più, che Gesù ha rifiutato di essere chiamato figlio di Dio, come è stato riportato nel Vangelo di Luca, capitolo 4, versetto 41. Ha detto, da molti uscivano pure i demoni, gridando e dicendo, tu sei il figlio di Dio. Ma egli li minacciava e non gli permetteva loro di dire tal cosa, poiché sapevano che egli era il Cristo. Quindi Gesù impediva loro di dire, tu sei figlio di Dio. Come osiamo noi in questi tempi a chiamare Gesù, tu sei figlio di Dio? Se fosse tra di noi Gesù, ci dovremmo fare questa domanda, sarebbe fiero e vorrebbe che noi lo chiamiamo sei Dio, sei figlio di Dio? Assolutamente no. Ed è stato riportato, perché uno potrebbe dire no, figlio di Dio, è vero che tanti sono stati chiamati nel Vangelo e nella Bibbia figli di Dio, però Gesù è l'unico che è stato generato da Dio. Gli altri nel senso metaforico, però Gesù è stato generato. Però io vorrei dire che anche un'altra persona è stato citato come generato, e questo è Davide, come è stato riportato nei Salmi, capitolo 2, versetto 7. Promulghe, figlio mio, sei tu, Davide parlava, oggi ti ho generato. Quindi anche Davide è stato citato nel Vangelo come è stato generato.
ma dobbiamo prenderlo nel vero senso della parola, fratelli e sorelle? Quindi la questione della parola figlio di Dio non deve essere presa come una parola nel suo senso della parola, ma deve essere presa come una metafora, ovvero che ogni persona che segue le leggi di Dio, che ama Dio e che si vuole avvicinare a Dio è considerata nella Bibbia figlio di Dio, e questo è stato proprio citato nella Bibbia, che chi segue le leggi di Dio viene chiamato figlio di Dio, come è stato riportato in Matteo, versetto 45, 46, 47 e 48. È stato detto: affinché siate figli del Padre nostro. Quindi se volete essere, questo fa capire che non siete tutti figli di Dio. Questo ti fa capire che non vuol dire che siamo figli, ovvero generati da Dio, no. Affinché siate figli del Padre nostro, se volete essere considerati figli del Padre nostro, siate dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Se vuoi essere considerato un figlio di Dio, ovvero una persona che è vicina a Dio, che Dio gli vuole bene, che Dio la ama, in questo senso, non nel vero senso della parola, allora devi essere perfetto come è perfetto Dio, ovvero nel mettere in pratica le leggi che ti ha comandato Dio. Quindi la parola figlio non deve essere presa nel vero senso della parola. Quindi adesso abbiamo risposto alla questione di Gesù come Dio e Gesù come figlio di Dio. Uno potrebbe dirti però che Gesù ha fatto tanti miracoli nella sua vita, che Gesù ha risuscitato il morto, che Gesù ha risuscitato un morto, ed è vero, ed è stato citato sia nel Vangelo ma anche nel Corano. Gesù ha guarito il cieco, questo è vero, è stato citato anche nel Corano. Gesù ha guarito il lebbroso, ed è vero, è stato citato anche nel Corano. E Gesù informava le persone di cosa avevano come alimenti in casa, ed è vero, ed è stato citato nel Corano. Ma questo, come dice anche Allah nel Corano, ha detto che lo ha fatto Gesù, però con il permesso di Dio. È vero che ha fatto tutte queste cose Gesù, non lo neghiamo, però l'ha fatto col permesso di Dio, è Dio che gli ha permesso questo. Vuoi una prova? Ti do una prova, ma non dal Corano, te la do proprio dalla Bibbia. È stato citato in Giovanni, capitolo 5, versetto 30, dice Gesù, è Gesù che dice queste parole, Giovanni, capitolo 5, versetto 30, io non posso fare nulla da me stesso. Testuali parole di Gesù. Io non posso fare nulla da me stesso, non posso guarire il cieco da me stesso, non posso guarire il lebbroso da me stesso, non posso risuscitare il morto da me stesso, non posso rendere questo uccello che è di Creta e farlo volare e farlo diventare un uccello vero da me stesso, ma solo perché me l'ha permesso Dio. Come è stato riportato in Luca, capitolo 11, versetto 20, dice Gesù: ma se io caccio i demoni con il dito di Dio, vuol dire con il permesso di Dio che caccio i demoni. Quindi anche Gesù ha citato nel Vangelo e nella Bibbia o con il permesso di Dio. Infatti quando dice Dio, Allah nel Corano, che gli è stato rivelato a Mosè di toccare sulla roccia con il bastone e si è divisa l'acqua in due parti come se sono due montagne. Questo è un miracolo, Mosè l'ha fatto, perché non consideriamo Mosè un Dio allora? Anche Abramo che è stato buttato dal suo popolo dentro un fuoco ardente al fine di bruciarlo. Quando è stato buttato nel fuoco ha bruciato, non è stato bruciato ed è rimasto lì e non si è mai bruciato. Addirittura ha detto Ibrahim, come è stato riportato in un hadith, che i migliori momenti della sua vita sono stati i momenti in cui li ha passati in mezzo al fuoco, perché Allah nel Corano ha detto Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Quindi ci sono state persone prima di Gesù che hanno fatto dei miracoli, ma i miracoli, fratelli e sorelle, sono stati permessi ai profeti affinché la gente crede nei loro messaggi. Questa è una cosa normale. Ad Allah subhanahu wa ta'ala, Dio, ha permesso a tutti i profeti di poter fare miracoli. Anche Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad esempio, ha spezzato la luna in due, ma l'ha fatta con la sua bravura, con la sua potenza? No, ha fatto uscire l'acqua dalle sue dita. Ma questo non vuol dire che lui è un Dio, no, sono state persone prescelte da Dio, che Dio gli ha permesso di poter fare determinate cose affinché le persone a cui sono stati inviati questi messaggeri credono in questo messaggio, perché chiunque potrebbe alzarsi a dire io sono profeta, però che prove c'hai? Come fai a dimostrarcelo? Ci deve essere una prova affinché noi crediamo in queste cose. Quindi la questione che Gesù ha fatto questi miracoli, questa non è una prova per dire che lui è Dio oppure figlio di Dio. Alcuni dicono no, Gesù è Dio o può essere considerato figlio di Dio perché è nato solo dalla madre.
e nessuno è nato solo dalla madre. Quindi questa è una questione, vuol dire che è Dio. Però questo non vuol dire niente, fratelli e sorelle. Ci sono persone che sono state create in modo più straordinario rispetto a Gesù e non sono stati considerati Dio. Vi do l'esempio di Adam. Allah nel Corano ha detto che Gesù, la creazione di Gesù è uguale a quella di Adam. Gesù è stato creato da una madre, invece Adamo non è stato creato né da una madre né da un padre. Quindi in primo luogo dovremmo, se prendiamo questo metro di misura, dovremmo considerare Adamo lui Dio rispetto a Gesù. Ma non è vero, e nessuno considera Adamo come Dio, anche se non è stato creato né da una madre né da un padre. Quindi se Gesù uno vuole considerarlo Dio perché è nato solo da una madre, allora devi prendere anche Adam come Dio, perché è nato senza madre e senza padre. E poi ti devo dire anche una cosa: perché Dio ha voluto far nascere Gesù solo dalla madre? Al fine di mostrarci, cari fratelli e sorelle, che Dio può fare qualsiasi cosa. Che a Dio non c'è bisogno di questi rapporti che noi abbiamo al fine di far nascere una nuova creatura. No, che Dio può creare tutto in qualsiasi modo. Infatti Dio ci ha mostrato che può creare in tutti i 4 i modi. Ad esempio, ha creato Adam senza padre e senza madre, per dimostrarci che non c'è bisogno che c'è un qualcuno, qualche essere umano affinché Dio possa creare qualcuno. Può creare dal nulla, subhana. Lui è il creatore, colui che crea dal nulla. Ha creato Adam senza padre e senza madre. Poi ha creato una donna solo dall'uomo. Ha creato Eva da chi? Da Adamo, per dimostrarti che può creare una donna solo da un uomo, senza che ci sia un'altra donna. E ha creato un uomo solo dalla donna, come ha fatto con Gesù. Ha creato l'uomo solo dalla donna e ha creato un uomo o la donna sia dall'uomo che dalla donna, che sarebbe la nostra nascita. Quindi la questione del miracolo della nascita di Gesù non va considerato come un miracolo ed una prova per dimostrare la divinità di Gesù. Quindi, fratelli e sorelle, queste non sono prove per dimostrare che Gesù effettivamente è Dio oppure figlio di Dio. Quindi la prima domanda abbiamo risposto che Gesù non è Dio e che Gesù non è figlio di Dio. Quindi cosa rimane? Gesù, cari fratelli e sorelle, è un profeta. Quindi, come dicono i musulmani, Gesù è un profeta ed è la teoria che più si combacia con la nostra mentalità. Adesso io e te, diciamoci la verità, fratello o sorella. Il tuo cervello, fermati un attimo a pensare, riuscirebbe razionalmente ad accettare che un essere umano come noi è Dio? Mica noi nella nostra mente, nel nostro cervello sappiamo che Dio è onnipotente. Cosa vuol dire? Che nessuno lo può battere. Però Gesù, dicono, come è stato riportato nella Bibbia, è stato crocifisso ed è stato addirittura ucciso. Scusa, noi diciamo che Dio è onnipotente, che vuol dire che nessuno lo può battere. Invece Gesù è stato battuto dal popolo di Israele, dagli ebrei, l'hanno pure crocifisso. E addirittura ha gridato: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Dio lo consideriamo come immortale, che non muore mai. Che Dio sarebbe uno che muore? Se Dio muore vuol dire che lui è una creatura. E anche i bambini sanno che Dio è immortale, non muore mai, non ha un inizio e non ha una fine. Gesù è morto? Secondo i cristiani Gesù è morto addirittura per 3 giorni ed è stato sepolto per 3 giorni. Una domanda: se Gesù è Dio, in quei 3 giorni che è stato sepolto nel sepolcro, chi ha guidato la terra? Chi ha gestito la terra? Chi ha ascoltato le invocazioni degli esseri umani? Chi ha fatto nascere il sole? Chi ha fatto sorgere il sole? Chi ha fatto arrivare l'alba? Chi ha fatto scendere la pioggia? Chi ha provveduto alle sue creature? Chi? Chi ha sostenuto i pianeti? Chi? Questa è una domanda che ci dobbiamo fare. Se effettivamente Dio fosse Gesù, è venuto qua per mostrarsi che noi lo possiamo uccidere, quindi noi siamo più forti di Lui. Questa è una cosa, fratelli e sorelle, che il nostro cervello non può accettare. Siamo sinceri con noi stessi, non cerchiamo di convincerci con parole che sentiamo fuori. Alhamdulillah, Allah ci ha dato un cervello per poter ragionare e per poter razionare, quindi dobbiamo ragionare su questi punti. Gesù ha mangiato e noi sappiamo che Dio non ha bisogno di mangiare. Gesù ha bevuto e noi sappiamo che Dio non ha bisogno di bere. Gesù dormiva e noi sappiamo che Dio non ha bisogno di dormire. Quindi Gesù è venuto qua in forma di essere umano ed è un essere umano, non è un Dio.
che necessità aveva Dio di mostrarsi in una figura di un essere umano? Poi se fosse stato effettivamente Dio, perché è venuto solo per il popolo di Israele e non è venuto per tutta l'umanità? Come il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, che è stato mandato rahmatan lil alamin, per tutti, per gli uomini, per gli ebrei, per gli arabi, per tutti è stato mandato il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Invece Gesù è stato mandato solo per un determinato popolo, che sono gli ebrei, come è stato riportato anche nel Vangelo, figli di Israele, e non di più. Quindi dobbiamo razionare su queste cose. Come possiamo accettare di considerare Gesù figlio di Dio? Fratello e sorelle, il tuo cervello ti accetta questa concezione qua. Uno, quando gli dici Gesù è figlio di Dio, che cosa pensa? Che c'è un Dio? Perché noi sappiamo che il figlio deriva da due soggetti, da un uomo e da una donna. E nessun cristiano ha mai detto che Dio ha avuto un rapporto intimo con una donna, mai nessuno ha osato. Però quindi, perché lo considerate un Dio? E perché lo considerate figlio di Dio? Se dite che non c'è stato un rapporto intimo tra un uomo e la donna, tra Dio e una donna, allora perché lo considerate un figlio di Dio? Quindi non è un figlio di Dio. Se tu dici che lui è stato creato solo da Dio, quindi questo è una creatura. Come lo consideriamo noi? Una creatura di Dio, non un figlio, perché il figlio deriva da due soggetti, uomo e donna, dopo un rapporto, e noi sappiamo che questo non c'è stato tra Dio e una donna. Poi viene considerata addirittura Maria, quando viene usato il rosario da alcuni amici, viene detta Maria, madre di Dio. E qua alcuni vanno in confusione. Se Maria è madre di Dio, e noi sappiamo che Maria è madre di Gesù, e alcuni dicono che Gesù è figlio di Dio, se Maria è madre di Dio, quindi anche Gesù è Dio, non è figlio di Dio. Se no, come sarebbe lei madre di un figlio di un Dio? È una teoria troppo difficile, che non può accettare la nostra natura e il nostro cervello e la nostra razione. Però che cos'è che può accettare il nostro cervello? Se io vi dico Gesù, senza farvi entrare in queste cose così complicate, Dio, non Dio, figlio di Dio, se io vi dico Gesù è un profeta, un messaggero, uno dei migliori profeti, ovvero una persona, un essere umano come noi, che non ha qualità divine, un essere umano come noi, prescelto da Dio per dare un determinato messaggio ai figli di Israele. Questo te lo accetta il tuo cervello? Lo accetta, come lo accettiamo per tutti i profeti precedenti, come lo abbiamo accettato per Mosè, che è un profeta, per Ibrahim, che è un profeta, e per Davide, che è un profeta, e per Adam, che è un profeta, e tutti i profeti che hanno preceduto Gesù. Perché proprio Gesù lo abbiamo reso un Dio, un figlio di Dio, e gli altri precedenti a lui perché non li abbiamo resi delle divinità? Quindi, fratelli e sorelle, è normale che il nostro cervello, la teoria che più si avvicina alla nostra razionalità, che accetta il nostro cervello, è che Gesù è considerato un profeta. E vi dico questo perché è stato citato anche nella Bibbia, anche nel Vangelo, e forse questa è la prima volta che la sentite, anche nel Vangelo viene considerato Gesù come profeta. È stato riportato da Giovanni, capitolo 6, versetto 14. Ora quegli uomini, visto il prodigio fatto da Gesù, dicevano: questi è davvero il profeta che deve venire nel mondo. Giovanni, capitolo 6, versetto 14. Ora quegli uomini, visto il prodigio fatto da Gesù, dicevano: questi è davvero il profeta che deve venire nel mondo. Quindi è stato considerato un profeta, qua in Giovanni, versetto 6, capitolo 6, versetto 14. Poi in Giovanni, capitolo 7, versetto 40, è stato detto: all'udire queste parole alcuni fra la gente dicevano: questi è davvero il profeta. Quindi la gente che viveva con Gesù consideravano Gesù un profeta. Questi è il profeta detto dalle persone che sono lì, come è stato riportato da Giovanni. È stato riportato anche da Matteo, capitolo 21, versetto 11. Entrato Gesù in Gerusalemme, tutta la città fu in agitazione e la gente si chiedeva: chi è costui? Domanda a cui rispondiamo adesso: chi è questo qua che sta arrivando a Gerusalemme? E la folla, tutte le persone rispondevano: questo è il profeta Gesù da Nazaret di Galilea.
ed è stato riportato da Luca, capitolo 24, versetto 10, domandò che cosa? Gli risposero tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta, potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Questi sono versetti che non hanno bisogno di traduzione, in cui la folla e le persone che hanno vissuto con Gesù hanno considerato Gesù un profeta, e così viene considerato nell'Islam che Gesù è un profeta. Concludiamo spiegando come è avvenuta la fine di Gesù. Perché alcuni vanno in confusione, ma quello che vediamo nel crocifisso effettivamente è Gesù, non è Gesù, e così via. Come è avvenuta la fine di Gesù? Gesù, perché all'inizio della storia è uguale a tutto quello che sapete, che è venuto un angelo, ha dato la buona novella a Maria, gli ha detto che rimarrà incinta di un bambino e così via. Alla fine Gesù, quando ha saputo che gli ebrei lo volevano uccidere, cosa ha fatto? Ha riunito i suoi apostoli e ha informato loro che gli ebrei lo vogliono uccidere. Poi cosa è successo? Gli ebrei si sono messi in gruppo e hanno mandato una persona che viene considerato ad esempio dai cristiani Giuda, quindi un traditore, che è lui che è entrato nella casa di Gesù per prenderlo, per ucciderlo. Quando è entrato nella casa di Gesù per ucciderlo, Gesù è stato elevato. Dove? In cielo. Gesù non è stato ucciso. Dice Allah nel Corano: وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Non lo hanno ucciso e non lo hanno crocifisso, ma è apparso a loro, come è stato riportato in Surat, la Sura Donne, versetto 157. Quindi Allah ci ha fatto capire che non lo hanno ucciso, ma non è stato ucciso e non è stato neanche crocifisso, ma Allah lo ha elevato a lui. Quindi Gesù non è stato ucciso, e noi musulmani diciamo che Gesù non è morto perché non è stato ucciso, ma è stato elevato da Dio nel cielo. Perché? Perché alla fine dei tempi ritornerà Gesù per finire la sua missione. È stato elevato a 33 anni, tornerà sulla vita qua per concludere gli altri 7 anni, poi morirà una morte normale. Però quello che vediamo nel crocifisso, chi? Colui che è entrato per ucciderlo, il traditore, che si mostrava come amico a Gesù, quando è entrato nella casa, da solo è entrato, l'esercito è stato fuori degli altri che lo volevano uccidere, quando è entrato in casa Gesù è stato elevato e Dio ha fatto scendere le somiglianze di Gesù su questo traditore. E così vengono ricompensati le persone che vogliono diventare nemici dei profeti. E quando è entrato il gruppo di coloro, degli ebrei che volevano uccidere Gesù, hanno trovato il loro amico ma in forma di Gesù, che ha preso le sembianze di Gesù, lo hanno preso pensando e credendo che questo è effettivamente il vero Gesù, lo hanno crocifisso e hanno ucciso. Non lo hanno ucciso, non lo hanno crocifisso, ma è apparso a loro. Hanno ucciso il falso Gesù, colui che ha tradito Gesù. Invece Gesù è stato elevato. Uno potrebbe dire: ma scusa fratello Yunus, ma ci vuoi prendere in giro? Ma com'è che ci racconti queste barzellette che ha preso le sembianze e così via? Fratello, tu pensi che per Dio diventa difficile cambiare le sembianze di un uomo a un altro uomo? Se non ti viene difficile che Dio ha creato Adam senza madre e senza padre, se non ti viene difficile credere che Dio ha fatto nascere Gesù senza padre, come può diventarti difficile far diventare uno nelle somiglianze di un altro? È facile per Allah. Tu, fratello e sorella, da cosa sei nato? Sei nato da uno spermatozoo, da uno sperma, e questo sperma sono uscite mani, piedi, faccia, cervello, cuore. Da dove arrivano queste cose? È facile per Allah, è facile far prendere le sembianze di Gesù a Dio a un'altra persona. Quindi colui che è stato ucciso, che vedete nei crocifissi, è il falso Gesù. Gesù è stato elevato in cielo e rimarrà in cielo per decreto di Dio, e alla fine dei tempi ritornerà al fine di completare la sua missione. E vorrei chiudere la mia puntata, perché nel Corano, perché Dio ci ama e ci vuole bene, Allah ci ama. Tu, amico cristiano, Dio ti vuole bene e ti sta informando di cose che succederanno nel giorno del giudizio, tra persone che loro pensano, che hanno pensato che Gesù era Dio e figlio di Dio. Ti sta informando Dio che nel giorno del giudizio Gesù ti andrà contro, e che tu ti pentirai nel giorno del giudizio di aver creduto, di aver preso, di aver considerato Gesù come Dio o figlio di Dio. È stato riportato in Surat al-Ma'idah, la tavola imbandita, nell'ultima pagina, è stata riportata una conversazione tra Gesù e Dio nel giorno del giudizio. Allah dirà a Gesù: "Oh Gesù, hai detto te a queste persone che ti stanno considerando adesso un Dio, hai detto a te a loro di considerarti un Dio o figlio di Dio, o di considerarti a te e a tua madre due dei all'infuori di me?"
risponderà Gesù, gloria a te. Gloria a te Dio. Come posso dire una cosa su cui non ho un diritto? Come posso dire io che sono un Dio? Io che sono umano, che ho mangiato, bevuto, che ero tra di loro. Come posso dire io che sono un Dio? E so che tu che mi hai mandato per portare a loro un messaggio. Come posso io dire una cosa di cui non ho diritto? Assolutamente. Assolutamente. E Gesù rifiuterà questa cosa e dirà a Dio: io sono stato testimone di loro quando ero con loro. Quando ero con loro non ho permesso a nessuno di dire che sono Dio, figlio di Dio, e nessuno lo considerava Dio, figlio di Dio. Questo è arrivato dopo che è stato elevato Gesù in cielo. Quindi questa cosa, fratelli e sorelle, Gesù non è né Dio né figlio di Dio, e chi crede questo entra nella miscredenza e nella collera di Dio. Quindi, fratelli e sorelle, Gesù non è Dio, non è figlio di Dio, ma è un profeta. Barakallahu fikum, questa è l'ultima puntata, ci vediamo inshallah l'11 gennaio per la prima puntata sul fiqh. Jazakumullahu khairan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.